A poche ore dallo sbarco in mare nelle acque del Mediterraneo centrale, la nuova nave mediterranea, salpata per portare aiuto ai migranti, è stata subito oggetto di pesanti minacce e accerchiamenti da parte delle milizie libiche. Il racconto di quanto successo all'alba per le reti media nord-est del veneziano Beppe Caccia, capo missione responsabile della missione, insieme al maestrino Luca Casarini, che dice: Erano infatti le prime ore del mattino di ieri quando la nostra nave, impegnata in attività di pattugliamento, di monitoraggio alla ricerca di imbarcazioni in difficoltà e persone in pericolo da soccorrere, è stata circondata prima da 5, poi da 8 gommoni veloci, RIB, militari di colore nero e grigio-verde. Ciascuno aveva a bordo almeno 6-7 persone, alcuni col passamontagna, e tutte pesantemente armate con pistole e fucili mitragliatori Kalashnikov. Si sono avvicinati alla nostra nave e alla radio hanno iniziato a ripetere ossessivamente "Go out of Libya, go out of Libya". Abbiamo fatto presente loro, per bocca del nostro comandante, che ci trovavamo in acque internazionali. La nuova nave mediterranea di Mediterranean Saving News, allestita grazie anche alle donazioni di Papa Francesco, non arretra e continuerà la sua missione. E soprattutto abbiamo fatto presente loro che questo tipo di intimidazione mafiosa in acque internazionali non ci faceva paura e che avremmo continuato, come stiamo continuando mentre vi parlo, la nostra missione di ricerca e soccorso in mare. Per Caccia ci sono responsabilità anche del nostro governo, che dovrebbe rompere i rapporti con la Libia. Questo episodio è l'ennesima dimostrazione di come la cooperazione tra il nostro governo e le autorità libiche significhi soltanto sofferenza e morte. Noi siamo tornati in mare con la nostra nuova nave mediterranea, raddoppiando la nostra capacità di soccorso in mare, proprio per cercare di dare il nostro piccolo contributo alla fine di tutto questo, alla possibilità che le persone abbiano canali legali e sicuri per poter entrare in Europa.